Un sonnuto, proprio no. Cavaliere, pure tu, ma ricordati cavaliere. Sì, è piccante, sì. Venite, papà. Ecco qui il cavaliere. Rispettabilissima signor Marchese, l'onore che lei mi accorta mi fa diventare direi quasi resistente, e tu che vuoi? Dalla fine mi sento quasi impotente. Io non mi sento alla portata di poter degnamente contraccambiare. Basta. E chi starà per me? E se io sono venuto? E se io sono venuto? Basta. Io non sono ancora giù a lui. Perché è stato bastone con piede qua? Perché nessuno gliel'ha tolto di mano. L'animale non si può, vai È obbligatorio, a me l'amore. Perché sta? Il lago. Ma che è cascato? Porto là. C'è cascato! Ma che cascato? È cascato! Andate dai piedi mia zia, aspetta a voi. No, aspetta a me, sicuro. Non per me. Fate pure. Bravo, Don Pasquale, mi raccomando. Non è incaricato a chi siamo mospici. Prego, condessa, prego, accomodatevi. Cavaliere, ti presento mia zia, la contessa del Pero, tua figlia Clara, contessina del Pero, mio padre, il marchese Ottavio Pavelli, e mio zio, il principe di casa. Chi si chiamavano le sue? Cavaliere Gaetano Semmoloni, padre di Genova. Tanto piacere, fortunatissimi. Prego, fortunatissima di aver conosciuto una famiglia tanto lustra e industriosa. Subito, eccellenza! Dunque, voi sareste il padre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto? Ah, sicuro, e posso assicurarvi che anche a mia figlia ci tiene proprio un amore qualificato. Sì, ci tiene proprio una grande passione. Passione. Ma quando mai le ballerine hanno tenuto passione? Passione e ballerine sono due cose opposte, mio caro. Ma che fa andare? Io so che è amore! Ma ecco, signor Principe, è vero che le ballerine sono stravaganti e non vengono affezione per nessuno. Ma mia figlia è tutta un'altra cosa. Quando voi la conoscerete, sapete che direte, avete proprio una bella cosa. E io appunto, pensando che mia figlia è una ballerina, mettevo sempre l'imbolibala, sempre da parte di me, signori Principe. E con poca propensione, anzi con molta insufficienza, io subivo questa amore scellerata. Ma dal momento che mi vengo assegnato, circuito da una famiglia tanto lustra ed illustrata, io non posso che fare altro che prendere mia figlia e buttarla in mezzo a tutti. Amata la compagnia, e avevo il tuo padre, credetelo, vostro bellissimo parente, Gaetano Semmoloni. No, 7 gennaio 1887. Aiuta la lettera. Sentite, signore,
io ero molto contrario a questo matrimonio, ma poi vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il giorno, piangeva la sera, piangeva la notte, Che si piangeva sempre. dissi fra me e me, questo ragazzo certamente ne piglierà una malattia. Contentiamolo e non ne parliamo più. D'altronde, egli tiene 600.000 lire di rendita e può sposarsi una giovane al suo villaggio. 600.000 lire di reddito. Ma che cosa sono? Ma chi ha visto male? Mio fratello, il principe qui presente, ha fatto il testamento tutto in suo favore. Sì, sì, sì. I miei milioni ce li lascio tutto a lui. Principe, sei mia figlia che è anche vostra nipote. Ma voi mi dite sempre questo, contessa. Voi ci avete tutti i milioni vostri. Ci date i vostri. Ma qui non mi sembra il momento adesso di parlare di queste cose. È giusto. Sì. Potrete parlare a casa. Sentite, allora stavamo dicendo, vedendo che mio figlio Eugenio si era ridotto mezzo a causa di questa signorina Gemma, ci riunimmo tutti i parenti e si decise di contentarlo. Stava la contessa qui presente, erano poca durette, non poca durette. Sì, ma lo erano poco durette. Molti anni fa. Mo' è molla. Sì, ma poi finì col cedere anche lei. Benissimo, benissimo. Se io ero un poco duretta, avevo mille canne di ragione. Quanto sono belle sti canne che stasera. Se ci passava per sopra mio fratello Ottavio e l'altro mio fratello il principe di Cassarola. Casador, contessa, Casador. Scusate principe, ho sbagliato. Non ci badate, quella contessa ci sbaglia sempre i cognomi. È vero questa contessa che ci combina a noi. Dunque dicevo, erano padroni di fare ciò che volevano. Ma io, la contessa del piede. Del pero, contessa, del pero. Principe, del vero lo dicono i Lazzari. Noi altri nobili diciamo del piede. Ma non ci fa uno stomaco, chi gli ho pugnato? Scusate, È vero, è vero. non mi fate che non trovi ragione la contessa. Scusate, vuoi bene che io ti giove. Capita quella gente di fatto e trazione. Si è andato fissato per il rosso la sera. Dunque dicevo, io, la contessa del piede, apparentarmi con una ballerina. Solo a pensarlo mi faceva stare in attitudine di sospensione. Ma poi, vedendo che la ragazza aveva buoni fini e buoni principi, dissi fra me, ebbene, sia fatta la volontà vostra. E io vi ringrazio con la faccia perfetta. Per quei gelati, eccellenza. Poi ce l'ho, poi due ce l'ho. Sono la politica. Ma perché questo disturbo? Ma che disturba? Sa, noi ci mangiamo sempre i gelati. Mi piace, eh? Sì, sì. Non mi pigliavano un gelato che avevano 6 anni. Ma chi io dico? Questo... Sentite, ma questa signorina Gemma, quando ce la fate vedere? Ah, subito. E gente! Andate a prendere subito la mia figlia Gemma, Pazienza. Subito, cavaliere eccellenza. Vedrete, un angioletto, un tipo di virtù e di cantone. Sì, ha ragione.